Alla vigilia della festa di liberazione dell'Italia dal nazifascismo nell'ambito del progetto europeo Meeting Memories, di cui l'Università di Udine è partner italiano, studenti e studentesse degli Atenei di Udine e Trieste hanno partecipato a un corso su fotografia e memoria organizzato nei campi di concentramento italiani di Gonars e Visco, dove dal 1942 al 1943 furono rinchiusi migliaia di civili sloveni e croati e centinaia persero la vita. Gli studenti hanno potuto sperimentare sul campo il mezzo fotografico come strumento per la trasmissione della memoria. A coordinare le attività sono state le professoresse Natka Badurina, che coordina il progetto, Elisa Copetti e Monica Mosolo dell'associazione Istonebo. Ad accompagnare gli studenti, tra i pochi resti visibili del campo di Gonars, dell'ossario e ai cancelli dell'ex campo di Visco, è stato lo storico Ferruccio Tassin, che da decenni raccoglie testimonianze e dati sui due campi. Le fotografie scattate dai partecipanti al workshop saranno selezionate dai curatori e presentate al pubblico con una mostra sul sito documenta.hr. Al workshop in totale partecipano 35 persone da 6 paesi europei.